Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Siamo su Decrio ragazzi e voglio vedere se questo gioco può piacere visto che Grid, ho visto che sinceramente non è stato apprezzato tantissimo e quindi a sto punto proviamo Decrio. Ho abbassato un po' il volume però spero di sentire comunque il gioco, speriamo bene. Eccoci qua, cos'è? Resta sempre 80 km, che cazzo devo fare? Oh merda. Che minchia devo fare? Che minchia devo fare? Oddio. Panico cubendiano. Merda. Punti 3000. Continuare. Che cazzo ho combinato? Non lo so, ma va bene insomma. Adesso sono ancora all'inizio e ho praticamente fatto i primi livelli per capire un po' il gioco. E andiamo qua con The Crew, cazzo. Andiamo con il nostro GPS. Siamo a Detroit, ragazzi. Eccoci qua, andiamo a fare questa. Ok, stiamo più vicini che è meglio. Vabbè, spero, ho scelto una gara abbastanza vicina, ho scelto proprio era la più vicina del mondo. Occhio come occhio. No, non è questa, non è questa, ciao. Spero proprio io come posso fare io le gare proprio di notte. Mi sembra giusto. Ok, la gara è di qua. Ciao. E io ho un Prova lavoro per bottino. te. C'è un idiota con un mezzo pesante che ha alzato la cresta. Rimettilo in carreggiata. Le coordinate sono sulla mappa. Ah ok, devo prendere i bersagli. Vediamo quanti ne prendo. Che cazzo però. Ecco. Proprio una molto, molto intelligente questa missione, cazzo. Vaffanculo. Sto prendendo pochissimi, ma va bene. Spero non siamo neanche. Siamo a bronzo, siamo, fioi. A tutte le unità, cercate un guidatore pericoloso. Vi aggiorneremo appena possibile. Messaggio ricevuto. Che bello, bronzo, bene. Proprio alla grande. Ah, Dio mio. Monta. Ok. Perfetto, ora vediamo nella mappa. Devo cercare un po' di capire sto gioco. Allora. Mappas. Ora abbiamo da fare l'inganno. Vediamo. Prova bottino. Prova velocità 2. Vediamo come si fa a capire quelle che ho fatto o quello no. Merda. Allora, vediamo un attimo. Ah, finalmente. Grazie. Rizoom un pochino. Ci possiamo sparare. Occhio alla vernice. Ok. Viaggio rapido. E vediamo un po' com'è. Ok, singolo. Ok, cosa devo fare? Consegna l'auto di Troia. Ok, perfetto. Dai, 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 dai. Ah, cazzo, il filmato devo far vedere, scusate, fioi. Ok, non mi piace ripetermi. Consegna l'auto senza nemmeno un graffio. Quella è un'auto con kit extreme.
più veloce delle altre, ma costruita per rimanere incollata alla strada. Dacci Va bene, dentro, puttana. ma se la rovini sei mio. Va bene, merdaccia, andiamo. Cerchiamo di non rovinarla. Poi cube. Merda. Ecco, Ehi, appunto. tieni gli occhi sulla strada. Ma porca troia. Dai, come sta attento, Tita Mocari. Mamma mia. Panico come indiano. Ecco. Smetti di rovinare l'auto. Non rompere il cazzo, un minuto rimasto, devo fare 2 chilometri. Siamo messi male, fiori. E per chi è l'auto? I capi dei 510 passano spesso di qua, V6. Vorrei fargli trovare un Dai, paio di vecchio, regali muoviti. per ungere un po' gli Dattenare ingranaggi. fada. E il V8? Capita Dattenare mai da queste fada. parti? Per ora no, ma quando sarò V4 magari verrà. Corri, 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 corri. Yuhu! Senti, non resta molto. Un attimo, sono vicino. Merda il treno. No. Ehi, Porca quell'auto è un puttana. regalo. Ah, Dio santo, proprio alla fine, che sfiga. Molto bene, e poco più avanti. Bronzo avrò preso bene. Bel inizio di merda, fioi. Che schifo. Che cesso, fioi. Spaccato la macchina e ci ho messo 1000 anni per arrivarci. Bene. Molto positivo. Missione completata, sì, a cazzo. Argento, pensa a te. Livello 2. Montiamo sta merda. Ok. Buono, buono, buono. Allora, ok, salta filo. No, guardiamocelo. Parcheggiala dove il V6 può vederla bene. Va bene, porco. Presto sarò a capo di tutto lo Stato. Tu avrai il tuo tatuaggio e io... Perché praticamente qua, insomma, è che non volevo neanche spoilerare troppo la storia in realtà. Però insomma devo cercare di farmi amico dei pezzi grossi per farmi questo tatuaggio, per andare a prendere chi mi ha incastrato e mi ha messo in galera praticamente. In soldoni, è questa la storia. Allora, mappa. Spariamocene un'altra. Dove cazzo siamo? Siamo qua. Siamo qua. Qua abbiamo occhio alla vernice fatto. L'inganno. Vai, ci spariamo questa. Viaggio Rapidus. Ehi, gestisco diverse gare giù in centro. Il fatto è che la gente sta vincendo troppo, capisci cosa intendo? Il banco deve vincere sempre. Allora faccio Ho al caso capito. tuo. Cazzo devo fare qua? Vince la corsa su sterrato. Az. Vai, proviamo. Con la nostra... Ricordati, vinci la gara così possiamo ripulire quegli idioti. Va bene, puttanone. Dai. Ma dov'è Zoe, cazzo? Zoe sì che è un mignottone. Qui bisogna vincere la gara però, È un'auto off-road, ma non farti ingannare dal nome. Si guida bene ovunque. Sì, lo immaginavo. Rispetto alle auto tuning vanno meglio sui salti, quindi occhi aperti per le scorciatoie. Ma porca puttana. Mamma mia che male che stiamo andando. Stiamo andando di merda, stiamo andando di merda. Non riusciamo a superare sto fio della mignotta. Ma dai, Mamma mia. No. Merda, merda, merda. Va vaffanculo, va vaffanculo. Dobbiamo rifarlo, ho paura questa, Poi come? Proviamo a riprendere. Sti fili della mignotta, sì. 5 su 8.
Dai come. Smarona i coglioni a sti qua, dai, vai che li massacriamo. Bene, vai così. Chiudi la Vai gara. così un cazzo. Terzo sono. Riprova. Relax, come relax. Sporami. Ricordati. Vai. Vinci la gara così possiamo ripulire quegli idioti. Dopo ho fatto quel cazzo di errore di là. Dai come. Cerchiamo di finire il video con una vittoria. È un'auto off-road, ma non farti ingannare dal Sì, nome. ho capito. Si guida bene ovunque. Sì, lo immaginavo. Rispetto alle auto tuning, vanno meglio sui salti, quindi occhi aperti per le scorciatoie. Ok, fio della mignotta. Ok, siamo secondi. Ci dobbiamo prendere sto stronzo, per piacere, grazie. Dai, porca puttana, perché se non riusciamo a fare le prime missioni veramente possiamo andare a cagare subito. Guarda come pompa, sto mignottone. Va, l'ho sbagliato anche va a cagare. Ma perché faccio ste stronzate, fioi? Dai, porca mignotta. Adesso il primo non lo prendiamo più, fioi. Il primo non lo prendiamo più. Cazzo. Sfruttiamo un po' il NOS. Dai, porca mia, niente. Dobbiamo rifarlo ancora, evviva. Va bene, forza, forza, forza! Ultima tappa! Ok, adesso con il NOS vinciamo. Adesso ce la facciamo, ragazzi, lo prometto. Adesso mi impegno. Adesso il cume si impegna, punto e basta. Vai. Ricordati. Vai come. Vinci la gara così possiamo ripulire quegli idioti. Porca puttana, non possiamo non vincere sta gara di merda. Dai. Dai, merdacce. È un'auto off-road, ma non farti ingannare dal nome. Si guida bene ovunque. Sì, lo immaginavo. Rispetto alle auto tuning, vanno meglio sui salti, quindi occhi aperti per le Dai, scorciatoie. cazzo però. Niente, non riusciamo a trovare il bandolo della matassa, figli. Se quello va veloce che è una scheggia. No, adesso. Sta curva è proprio la mia curva sfavorita, fio, non c'è niente da fare. Dai che è vicino il porco. Vai. Stavolta non ho preso la scorciatoia, non ho fatto il salto, però comunque sono primo, dai. Dai come. Non farti superare. Dai come andiamo a vincerla. Andiamo a vincerla, cazzo. Stiamo già soffrendo le prime missioni, non che credo. Si soffre già le prime missioni. Vai così. Chiudi la gara. Dai cazzo. E vaffanculo. Dopo 1000 tentativi ce l'ho fatta, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia, raga, mamma mia. Ok, missione completata. Oh, livello 4. Un punto di abilità ottenuto. Bronzo, beh, è chiaro. Monta. Ne montiamo. Vai, continua. Ritorna a guida libera. Vediamo questa che strada carina. Troy. Stai facendo nome nell'ambiente. Bene. E rendi famoso anche me. Ottimo. Ora torna in auto, hai del lavoro da fare. Lo so, io devo sempre lavorare. Buono ragazzi, se questo gioco vi può piacere io posso fare qualche gameplay, ecco, però voglio capire se può interessare, perché non voglio rompere i coglioni con giochi magari che fanno tutti, o che comunque giochi che io non sono bravo, non sono una mezza pippa, o non lo so. Buon ragazzi, un saluto dal Comandone Veneziano, ciao!